Sta per essere ultimato il documento strategico del commercio che ha visto per la prima volta amministrazione comunale e associazioni dei commercianti collaborare insieme per creare un piano che interessa il settore del commercio cittadino in tutte le sue sfaccettature, come spiega il vice sindaco di Taranto Gianni Azzaro. Dare un supporto al negozi di vicinato innanzitutto, a mettere anche dei paletti sulle medie strutture di vendita, ma soprattutto anche ad innovare il commercio. È un punto di partenza, come dicevamo prima, e ci sono alcuni aspetti che poi saranno affrontati, vedi tematiche singole come la questione dei mercati o comunque la questione dell'accoglienza turistica, come anche di ulteriori offerte che saranno affrontati con questa metodologia, sentendo naturalmente tutti gli attori protagonisti. Si parla anche molto di Borgo e Cittavecchia in questo documento. Sì, Borgo e Cittavecchia, perché a seguito anche dei dati che abbiamo avuto, Taranto sta comunque, che se ne dica, diventando una città turistica e quindi vogliamo puntare sul turismo, e quindi per andare sul turismo dobbiamo dare anche un'offerta adeguata. Se da un lato promuoviamo la promozione, quindi la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, è naturale che anche questi nuovi insediamenti e nuove attività commerciali soddisfino poi le esigenze eventualmente dei turisti che verranno qui nel nostro territorio, e quindi anche lì abbiamo messo delle premialità per chi vuole fare nuovi investimenti. Le associazioni e le confederazioni di commercianti che hanno collaborato si dicono contente e convinte, ma ci sono ancora punti da smussare. Ascoltiamoci Sberto Zaccheo, referente UNSIC Taranto. Ma in generale ovviamente non è che si possono risolvere i problemi solamente col piano, è ovvio che noi abbiamo dato un via a questa progettualità strategica del commercio, e però avremo la necessità di aprire dei tavoli tematici, lo abbiamo già detto, è ovvio che non ci fermiamo, abbiamo bisogno come abbiamo già detto, di risorse, perché nel piano vanno indicate risorse, vanno indicati anche strategie dal punto di vista sui mercati, un completo abbandono degli operatori e quindi una crisi di queste zone. Quanti sono gli operatori che hanno lasciato le aree mercatali? Statisticamente siamo ormai intorno, in alcuni casi anche al 70-80%, vedi Paolo VI, ma anche la stessa Padini ci sono numeri ridotti. Lì c'è la necessità non solo di ripopolare, ma soprattutto di ristrutturare. Per quanto riguarda il commercio urbano, si è cercato di diminuire il consumo di suolo in alcune zone della città, soprattutto nelle periferie. Ce lo spiega Giorgio Guacci, presidente UPALAP Taranto. Laddove, in osservanza anche della normativa e della transizione ecologica, si deve ridurre il consumo di suolo, abbiamo messo dei grossi limiti, cercando di favorire gli attrattori anche più importanti nelle zone centrali della città per rivitalizzarle e portare economia e creazione di valore. Più ostica la posizione di Casartigiani, soprattutto per quanto riguarda il divieto di vendita del vetro negli H24.